Ciao a tutti dalla Casa delle Farfalle. Anche oggi siamo qui e oggi è nato una farfalla africana del genere Graphium. Ed è una farfalla che non è molto grande, quindi ho dovuto ingrandire anche il mio faccione per potervela fare vedere. La particolarità di queste farfalle è la presenza di queste lunghe code posteriori, vedete la testa è qui, dove ci sono le antenne. Il colore di questa specie è particolare, un verde azzurro diverso da tutte le altre farfalle. Questo colore non è dovuto alla polverina, in realtà è dovuto a dei pigmenti, ma questi pigmenti si trovano all'interno delle membrane alari. In poche parole, se io togliessi la polverina dalle ali di questa farfalla, il colore verde rimarrebbe. Altra cosa che fino a poco tempo fa non si sapeva era a cosa servisse questo colore verde e anche questi disegni variegati nella pagina inferiore delle ali. Spesso questi disegni strani da comprendere hanno un significato cosiddetto disruptivo, cioè servono un po' a confondere l'animale, in effetti da una certa distanza è pressoché invisibile. Tuttavia i colori all'interno hanno una funzione di comunicazione, sono colori che si vedono anche in trasparenza. Questa permette a queste specie di far ben vedere questo colore verde e azzurro anche quando l'animale sta sorvolando un'area. In poche parole, si vedono anche contro luce. Le code, anche quelle non sono così semplici da interpretare. C'è chi dice che aiutano l'animale a volare meglio, in realtà qui si vedono tanti esemplari che poi con l'età perdono le code, sono le prime a partire perché sono molto delicate e francamente volano benissimo. Queste code possono avere una funzione di riconoscimento come i colori, oppure, e questa è forse l'ipotesi più gettonata, la farfalla finge di avere la testa dalla parte opposta e queste code sembrano le antenne. Perché fingere di avere la testa dalla parte opposta? Perché in caso un predatore decidesse di attaccare questa farfalla, questa sarebbe pronta a fuggire dalla parte opposta. Quindi avere una finta testa nella parte posteriore rappresenta un concreto vantaggio. Grazie per averci visti, ci vediamo la prossima volta all'interno delle nostre serre, in questo momento desolate, ma ancora ricche di animali come me, e scusate ancora per questo faccione in primo piano, tanto poi quello che sto dicendo lo posso tagliare, giusto?